Torno sul posto e ricominciamo. Lei ha tutte le deleghe? Di chi si è allontanato? Perfetto. Della difesa si è allontanato qualcuno? 37, siamo a 37. Le hanno lasciato comunque le deleghe? Sì. Io ho perso il treno. Mancano i difensori della signora Minetti. Sì, tutte e due. Tutti e due? No. Per la continuazione, no, c'è un'incompatibilità grande come una casa, non posso neanche cominciare. Eccolo lì, va bene. Sempre più mi convinco, a sangue. Va bene. Allora, dunque, si ricorda dove ci siamo fermate? No, io sì. Allora, eravamo Genova, lei è scappata dalla comunità, ha cominciato questa relazione con Lucarisso, ovviamente non ufficiale perché c'era ancora in piedi il fidanzamento di Lucarisso, e Lucarisso l'aiuta economicamente in questo momento, le trova la collocazione, eccetera. Allora, nel periodo in cui lei ancora la relazione non è ufficiale, quindi è ancora in piedi il fidanzamento del signor Lucarisso con la precedente fidanzata, sappiamo che il signor Lucarisso la accompagna a Milano presso lo studio dell'avvocato Giuliante. Siccome questo è oggetto di una richiesta formulata dai difensori proprio dell'Elemora, volevo sapere chi era presente a questo incontro presso lo studio dell'avvocato Giuliante. Io, Luca Giuliante e Lucarisso. Altre persone? Ci aveva aperto la porta una collega di Luca Giuliante. Quindi una collega di studio? E se n'era andata via e poi siamo rimasti noi tre. Quindi non c'era nessun altro presente a questo incontro? No. Ok. Sul contenuto quindi sul contenuto ovviamente il Tribunale non entra, immagino che sia un colloquio di natura difensiva, predifensiva, il Tribunale non... Sono stati depositati verbali No, non sono stati depositati verbali. Solo per darne atto, Lo so, ci sono delle intercettazioni di cui possiamo sicuramente tenere conto, facciamo qualche domanda su quelle e poi dopo anche questo semmai formerà oggetto della precisazione delle parti. Allora, durante il colloquio sono state registrate dei messaggi e degli sms e delle telefonate tra Lucarisso e la sua fidanzata, ok? La sua fidanzata allora. Nelle quali si fa riferimento alla presenza di altre persone, a questo colloquio, incontro, eccetera. Prima di tutto questo posso dirglielo come domanda di tipo generale, non violo nessuna regola. La convocazione presso lo studio dell'avvocato Giuliante aveva un oggetto? Sì, praticamente io ero stata, lui voleva vedere se c'era incompatibilità tra avermi come assistita e l'essere lo stesso l'avvocato di Lele Mora. Ed è per questo che è avvenuto questo incontro, perché voleva delle precisazioni su cosa posso aver detto sia negli interrogatori che in altre situazioni. Quindi mi scusi, le sono state poste domande relativamente al contenuto delle dichiarazioni che lei aveva reso ai pubblici ministeri? No, mi è stato chiesto... Cosa aveva detto? Cosa avevo detto, perché lui voleva sapere se c'era dell'incompatibilità nel... Va bene, questo è giusto per capire il contenuto di questo colloquio.
Allora, tornando al contenuto dei scambi sia via SMS che verbali tra Luca Risso e la sua all'epoca fidanzata, risulta la presenza di altre persone, oltre le persone che lei ha indicato. In particolare in un SMS si fa riferimento alla presenza di un emissario di lui, non meglio identificato, a meno che non sia l'Arcangelo Gabriele, sappiamo chi pensare. Ricorda che ci fossero altre persone? No. No. In questi messaggi si fa riferimento anche a, come dire, domande serrate a cui lei è stata sottoposta in quella circostanza. Non ho capito, scusa. Si fa riferimento a domande molto serrate cui lei in quella circostanza sarebbe stata sottoposta, a dire del contenuto, per carità, sono messaggi che intercorrono tra altre persone, io le chiedo, come dire, precisazioni su questa cosa. Domande incalzanti, si parla, la stanno mettendo sotto torchio, qualcosa del genere, ok? Praticamente io ricordo che in quell'appuntamento c'eravamo io e Luca Giuliante, e a me mi aveva accompagnato Luca Risso. Sì, ricorda che le siano state fatte domande continue, ripetute, che sia stata messa sotto torchio? No, mi è stato detto cosa potevo aver detto e ho spiegato determinate cose che avevo detto, anche delle cose che avevo detto a volte anche negli interrogatori, ma il tutto era nato da una telefonata che ho avuto con Luca Giuliante, e lui voleva una spiegazione per questo, solamente per vedere se era possibile continuare a lavorare con tutte e due. Ok, perché lui in quel momento stava seguendo la sua pratica di affido. Sì. Ok. In quell'occasione... In quel momento non stava più seguendo la mia pratica d'affido, però era rimasto lo stesso, mi sembra, il mio difensore, ma non era capitato... Il suo difensore in quale situazione processuale? Perché era nata dall'inizio da questa cosa della pratica dell'affido, poi siamo rimasti lo stesso, come avevo detto, amici, poi io non sapevo quali erano i ruoli, cioè io lo vedevo più come un amico, solamente che... Ma lei, mi scusi, da un punto di vista professionale, oltre che la questione dell'affido, aveva altri rapporti con l'avvocato Giuliante e aveva conferito mandati per altri processi, procedimenti civili o penali che siano? No. Penso alla sua denuncia di furto, per carità, non stiamo parlando di questo processo, la denuncia di furto per cui era stata fermata in Corso Buenos Aires e poi portata in questura. No, guarda, non ricordo. Vabbè, allora, anche in questo, sempre nel corso di queste conversazioni o messaggi, si fa un accenno a soldi, guadagni, eccetera. Avete parlato per caso di soldi con Luca Giuliante in quell'occasione? Avevamo parlato perché il tutto, anche la richiesta di Luca di avere quell'incontro per vedere se c'era dell'incompatibilità, era nato dal fatto che io sono stata firmata con dei soldi e avevo detto che quei soldi mi erano stati dati dall'Elemora, e questo gliel'avevo accennato a Luca Giuliante, ed è lì che lui mi ha detto, cioè vieni, parliamone, che cosa... Ecco, questa era una domanda che noi volevamo farle. Ci può spiegare un attimo questa circostanza? È già emersa al dibattimento che lei sia stata fermata in macchina con dei soldi. Sì. Allora, da dove stava venendo, dove stava andando, da dove venivano quei soldi, eccetera. Praticamente io ho avuto dei soldi dal signor Spinelli. Poi dopo la serata quella che era venuta in questura, io non ho avuto più contatti con il presidente Berlusconi, e anche quei soldi che mi erano stati dati da Spinelli in parte li avevo sperperati e in parte erano rimasti dalla miscela e non li ho potuti riprendere. I famosi 30.000? Sì. Questi 5.000 cosa sono? Praticamente ho insistito tanto nelle chiamate al signor Spinelli per avere un aiuto economico. E
e in effetti non ricordo esattamente in che data era successo, mi aveva dato 5.000 euro perché avevo chiesto tante volte di avere un aiuto perché non potevo più vedere il presidente Berlusconi, né tantomeno avevo un lavoro né niente, e poi sono stata fermata con questi soldi quando mi è stato chiesto da dove arrivavano e avevo risposto me li ha dati l'Elemora. Perché? Ne avevo raccontate tante di bugie, non so neanche il perché delle mie bugie. A noi risulta che le siano stati consegnati direttamente, che lei sia andata a prenderli, a riceverli presso lo studio della Ragione Spinelli questi soldi. Sì, perché avevo insistito io con le telefonate chiedendo un aiuto e poi sono andata io dal signor Spinelli. L'ha accompagnata qualcuno? Sì, mi ha accompagnato un ragazzo, signore, che avevo conosciuto nei locali di Luca e credo che lui lavorava anche in questo locale che era l'Albicocca come buttafuori e gli avevo chiesto se mi dava un passaggio per prendere delle cose mie, che dovevo andare a fare qualcosa, e per lui era più, secondo me, un incontro per prendere un caffè, non sapevo neanche dove dovevo andare. Sono andata mi sono fatta accompagnare dall'ufficio del signor Spinelli che mi aveva dato quei 5.000 euro. Questo signore come si chiama? Questo signore per me si chiamava Sergio, poi ho saputo lì quando era venuto il fermo che si chiamava Vincenzo. Con nome non me lo ricordo. Senta, andando un po' avanti, oltre a questi soldi che lei ci ha raccontato di aver avuto dal presidente Berlusconi, ha ricevuto successivamente altre somme di denaro? Dal signor Spinelli? Oltre, siamo arrivati ai 5.000 euro. Successivamente ha ricevuto altre somme di denaro dal presidente Berlusconi? No. Lei sa che nel corso della perquisizione è stato sequestrato un suo blocchetto in cui sono riportate una serie di annotazioni con delle cifre ricevute da alcune ricevute da un suo avvocato, precedente avvocato Boccardi, e poi c'è un'annotazione: Papi deve dare ancora. Che? Papi deve dare ancora, con l'indicazione di una cifra abbastanza considerevole. Quindi si fa, come dire, una scaletta di quello che sarebbe stato dato e di quello che dagli appunti sembrerebbe essere ancora dovuto. Ci può spiegare queste annotazioni? Quando praticamente era già scoppiato Sì. il caso Ruby, praticamente io in quei giorni avevo fatto ho parlato anche con tantissime persone raccontando di ricevere dei soldi. Adesso sparo direttamente. Sono girato da solo. Prego. Di ricevere dei soldi vantandomi di somme enormi, anche a partire dai 3 milioni fino ad arrivare ai 6 milioni di euro, sia per giustificare quello che era uscito sui giornali, sia per vantarmi con delle persone che a volte neanche conoscevo, avevo conosciuto sul profilo Facebook, mi ero scambiata il numero di telefono, non erano delle persone che conoscevo neanche da tanto tempo. E raccontavo di questa cosa qua: guarda, sì, è uscito questo, però prenderò questo e questo, cioè per me era come per giustificare quello che era uscito sui giornali alle persone, ed è successo tutto in quel periodo quando era già scoppiato il caso e tutto era evidente nei giornali, ed era un motivo per vanto, cosa che tra l'altro avevo raccontato per dire anche a Luca Risso appena conosciuto, non so, a mia mamma, perché non sapevo che spiegazione darle per tutto quello che era uscito sui giornali, a delle amiche, e tra l'altro avevo scritto anche questa cosa qua che avevo conservato in casa,
quando venivano delle amiche a trovarmi, lì lo facevo anche vedere, cioè, vedi, sono queste le cose che devo ricevere, guarda, tanto sì, si dice così sui giornali, ma riceverò questo e questo e quest'altro. Ma spiegava anche che titolo doveva ricevere, cioè voglio dire, se non c'era, come lei ci ha raccontato, non abbiamo motivo di dubitare Per tutte le persone che mi conoscevano prima, anche quelle in Sicilia e altro, l'essere finita in casa del presidente Berlusconi era una cosa non normale, ma non era neanche per me normale ai tempi appena mi era successo di entrare in quella casa. Quindi tutta la gente sa che aveva dei soldi, era ricco, e quindi gli dicevo, guardate, sì, cioè, e questo era un motivo per vantarsi di avere 5 milioni di euro. 5 milioni, 4 milioni e mezzo, 3 milioni, 6 milioni. Ho detto tantissime cifre, ma di certo se erano cose vere non avevo neanche il bisogno di scrivere delle cifre così grandi su un foglio per ricordarmelo, me lo ricordo anche senza scriverlo, era solamente per vantarmi con delle amicizie, vantarmi di un cambiamento della mia vita, ma questo l'ho fatto sempre dall'inizio, Okay. di dire anche che sono egiziana, di dire che sono Fermi brasiliana. un attimo perché questo non ci interessa. Allora, però lei sa che sono state fatte le intercettazioni nell'ambito di questo processo, e in una di queste intercettazioni lei a un certo punto, parlando con una persona amica, fa un discorso di questo tipo: io non le ho dietro, chiedo scusa alle parti se sono imprecise, formerà oggetto di precisazione alla prossima. Mi ha detto di fare la pazza, mi ha detto che mi coprirà d'oro, e poi il discorso continua su questo tenore. Mi spiega un attimo il contenuto di questa telefonata? Ma il contenuto di questa telefonata è che io in quel periodo, appena è uscito il caso, ero scesa di casa da Rivarolo, avevo visto su tutte le prime pagine dei giornali la mia fotografia. Fa riferimento agli articoli comparsi sul Sono giornale. tornata in casa e non sapevo il perché, per come ero finita sui giornali, non ero riuscita a collegare. Poi subito ho iniziato a fare queste telefonate a tutte le persone che ritenevo amiche oppure che avevo conosciuto, vantandomi di cose che non erano neanche successe, e come dicevo anche che se mi ha chiamato, l'ho sentito, dice di essere innamorato, dice di essere così, non avevo mai sentito il presidente dopo il 27, mi vantavo di tutte cose che solo per vantarmi davanti a delle amicizie e di spiegare e di motivare quello di cui mi vergognavo, che era uscito in quei giorni nel giornale. Cioè sì, dicono questo, però guarda, lui è innamorato, mi darà questo, mi darà questo, mi darà quest'altro. Cioè, Mi coprirà d'oro se io faccio la pazza, perché Sì. fingo di essere pazza, faccio la pazza, io non avevo mai sentito il presidente, quindi è una sua invenzione. tutte. Beh. Facciamo adesso, faccio fare qualche passo indietro. E allora volevo prima di tutto sapere se lei ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento No, con qualcuno. no, Lei conosce la signorina Iriarte? sì, l'ho conosciuta in... Chi è? Io l'avevo conosciuta, una ragazza che ho conosciuto sempre frequentando Corso Como, ma avevo avuto con lei una chiacchierata, di cui non ricordo tante cose, e poi l'ho risentita a volte per telefono. E cosa vi dicevate per telefono? La prima volta che mi sembra ci siamo sentite per telefono, non ricordo neanche se ero in comunità o se ero già scappata dalla comunità, l'ho chiamata io perché lei, quando l'ho incontrata in Corso Como, mi aveva spiegato la sua difficoltà, che aveva un bambino, una bambina, non mi ricordo, e avevo capito che aveva bisogno di lavoro, che era in difficoltà e tutto quanto. In quel periodo io non conoscevo gente neanche a Genova, non avevo amicizie, e l'ho chiamata inventandogli pure lei delle bugie, dicendogli guarda, vieni, qua c'è tanto lavoro, andiamo a Portofino,
ci sono dei clienti, possiamo fare tanti soldi, tutte delle bugie. Tanti soldi come? In quel senso lei, perché da quello che avevo capito da lei era disposta a fare qualsiasi tipo di lavoro. Io pur di avere la sua compagnia per una serata a Genova, le ho inventato tutte queste cavolate, non ero mai stata in vita mia a Portofino, non avevo mai visto Portofino. E l'ho chiamata dicendogli tutte queste cavolate solamente con la speranza che lei veniva e mi faceva compagnia una serata, così da non uscire sempre da sola o... Quindi, scusi, mi faccia capire, lei mi sta dicendo che per avere la compagnia di una persona che, voglio dire, conosceva anche poco, perché l'ha vista qualche volta in Corso Como, le di una persona donna. Di una donna, sì, di una ragazza, come possiamo chiamarla, con cui però, voglio dire, non è che avesse un legame particolarmente profondo, era una che aveva incontrato un po' di volte in Corso Como. Quindi per questo lei propone a questa persona di venirsi a prostituire a Sì, Portofino. con la speranza che veniva, mi avrebbe fatto compagnia a me, ma non c'era in realtà niente di quello che dicevo, cioè erano solamente delle bugie per avere la compagnia di lei. Praticamente le avrei inventato poi una volta arrivata a Genova, guarda, cioè la serata non c'è più, cioè puoi rimanere come usciamo stasera e poi dopo se ne sarebbe tornato a Milano, ma le ho inventato un sacco di cavolate. Le avevo raccontato anche che avevo viaggiato, che ero stata in dei paesi con altre persone, avevo fatto tanti soldi, sono stata a New York, sono stata a Dubai, sono stata di qua, sono stata di là, pur di avere il rapporto con un'amicizia con una donna e avere la compagnia che non avevo in quel momento, di una ragazza, ma non ero mai stata neanche a Portofino. Ho capito. Era una cosa sbagliata, però in quel momento non ero normale neanche io, non avevo neanche una vita normale io. Allora, dalle telefonate, poi è probabile che il Tribunale abbia malinteso, la sua amica, la signora Di Arte, in una di queste telefonate fa riferimento a un incontro che sembra essere avvenuto effettivamente e la rimprovera dicendo: potevi dirmi che mi sarei vestita meglio. E parlate anche di tariffe per le prestazioni. Se la ricorda questa telefonata? No, non mi ricordo questa telefonata, ma io tutto quello che ho raccontato a questa ragazza di... No, questo è un discorso che le viene fatto dalla sua amica rispetto ad un incontro che si sarebbe già verificato. Non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Va bene. Dubai ci ha già accennato che lei non è mai stata a Dubai, che era una balla quella roba di sono tornata a Dubai e ho portato su tot. Non sono mai stata a Dubai, non avevo i documenti neanche per farlo. Ok, senta, un'altra cosa, come si chiamava? Villa? Lei conosce il signor Giuseppe Villa? Sì. Chi è? È un signore che mi è stato presentato dalla Caterina Pasquino, l'ho conosciuto in un bar di Corso Buenos Aires e me l'aveva presentato perché diceva che era un venditore, lei me l'ha presentato perché era un venditore di diamanti, mi aveva detto lei, e mi aveva detto che praticamente conoscendo questa persona lui ci avrebbe preso per... essendo che comunque di aspetto eravamo carine, potevamo, frequentando i locali di Milano, trovare gente che voleva comprare questi diamanti, potevamo avere un lavoro, una percentuale da lui. E in effetti quando... mi scusi, avreste dovuto fare, come dire, da testimonial indossando questi diamanti, com'è che funzionava? Non ho capito, mi spieghi? No, portare dei Deplian e vedere se c'era gente interessata nel giro per dei locali
a comprare qualcosa e noi avremmo preso una percentuale, perché da quello che ho capito lui non lavorava, non si appoggiava a nessun negozio e faceva il venditore così di questi diamanti. Poi non so neanche cosa svolge, poi lui lo stesso mi ha confermato tutto quello che mi aveva detto anche la Caterina Pasquina. Che appunto vendeva diamanti. Vi siete visti quante volte? Quante volte non lo so, so solamente che mi ricordo di essere stata con lui a cena e mi aveva portato in un ristorante, perché non sono mai stata a Bergamo, mi ha portato in un ristorante a Bergamo e avevamo cenato, poi mi ha portato al ritorno a Milano, mi ha accompagnato di nuovo a casa, poi l'ho rivisto in altre situazioni sempre in Corso Buenos Aires e da lì basta, si erano interrotti tutti i rapporti perché avevo capito che mi lantava cose che lui realmente non faceva. Fare. E quindi lei non poteva sperare di avere un'attività lavorativa in questo modo? Sì, ma neanche la Caterina Pasquino, più che altro avevo speranza che la Caterina si mettesse a lavorare. Okay. Senta, lei conosce l'avvocato Passaro, Antonio Passaro? Sì, l'ho conosciuto come Manuel. Come Manuel, quindi Manuel cui lei si riferiva, che è il suo nome d'arte all'epoca. Ha avuto, da quello che ci ha detto, un rapporto profondo, amicale, ma forse molto affettivo con questa persona. Questa è una persona che avevo conosciuto in un locale di Milano sempre. Credo metà novembre, perché prima di aver conosciuto Domenico Rizza, Sì. E mi aveva dato ospitalità in casa sua, che lui viveva in via della Spiga, in quel numero che ho sempre dato come indirizzo io del centro estetico, che era il numero mi sembra 50, e mi ha ospitato per 4 o 5 giorni. Siamo stati a casa, aveva questa casa piccola, un monolocale, e a me piaceva tanto come ragazzo, volevo anche avere una relazione con lui, ma lui mi ha sempre detto che mi vedeva come una ragazza giovane, che non era interessato, e ha sempre rifiutato questa mia richiesta del provare ad avere una relazione. Siete rimasti però in rapporti quantomeno telefonici, vi sentivate, cioè non è che... Qualsiasi persona avevo incontrato che mi trattava bene mi affezionavo e di conseguenza cercavo sempre di mantenere... Quindi posso dire che anche con questa persona, anche con... io lo chiamo Antonio Passaro, Manuel, lo chiamiamo Manuel come lo chiamava lei. Anche con questa persona quindi mantenevo un rapporto di amicizia, di Sì. consuetudine. Si confidava con lui? No, praticamente avevamo sempre avuto questa cosa qua, che io ci provavo a volte con lui, nel senso perché mi piaceva. Quando vi sentivate, di cosa parlavate? Di cosa parlavamo? Mettiamoci insieme no, oppure c'erano anche altri argomenti? No, che io poi ho iniziato a dargli dell'omosessuale e lui poi da lì è nato un rapporto di amicizia in cui ci prendevamo in giro con tanto di battute e si parlava anche in maniera a volte non so, un po' volgare, ridendo e scherzando di tantissimi argomenti, ma cercavo sempre di dirgli: guarda, non sono come dici te una bambina, possiamo sempre provarci, cioè pensaci così, e alla fine lo cercavo sempre nella zona di via della Spiga. Poi lui aveva cambiato casa, poi ho provato sempre a chiamarlo al suo numero di telefono, a volte rispondeva, poi non rispondeva, ma era poi diventato un rapporto d'amicizia, non ci vedevamo neanche più, perché poi da quando sono andata a Genova io non l'avevo più visto, poi lo chiamavo sempre per telefono, sempre per cercare di avere dei contatti con lui, ma lui non aveva saputo pure dopo di questa storia qua del caso Ruby. Allora, in realtà dalle intercettazioni risulta che lei ha parlato con Manuel della sua conoscenza con il Presidente. Ma della mia conoscenza con il Presidente credo che ne parlavo
ne parlavo con tutti, ero un modo di vanto con tutti, anche quando salivo su un taxi parlavo del... In realtà alcune delle affermazioni che ci sono nelle telefonate con Antonio, con Manuel, come lo chiama lei, non sembrano tanto un, come dire, desiderio di vantarsi. In particolare il Tribunale ricorda che c'è una intercettazione in cui si fa riferimento alla relazione, rapporto, eccetera, conoscenza tra il presidente Berlusconi e Noemi Letizia, in cui ad una scherzo, provocazione, ce lo spiegherà lei, di Manuel, lei risponde dicendo che Letizia è la pupilla e lei è il culo. Ci spiega che cosa voleva dire? Praticamente io a Manuel, come le ho detto, parlavamo e ci tiravamo ogni genere di battuta. Quindi questa era una battuta? Sì, anche perché io di Noemi Letizia non ho mai saputo niente. Una volta, quando è uscito il caso Ruby, poi vedevo che associavano questo caso al nome di Noemi Letizia. Sono andata a leggere, c'era la storia di questa ragazza che si raccontava che lo chiamava papi, bla bla bla, e avevo capito che l'associavano sempre al mio caso. Poi da lì è nata questa battuta anche con Manuel, perché poi a volte parlavamo in napoletano, perché c'è stato un periodo della mia vita che io avevo vissuto a Napoli, non lo so parlare il napoletano, però certe frasi le dicevo per ridere con lui. Lo chiamavo a volte culo culillo a lui, perché era per dirgli sei gay, mi è sempre rifiutato. Sì, no, non si riferiva a lui. Non si riferiva a lui, si riferiva a me, ma probabilmente era per vantarmi, probabilmente era per tirare una battuta, e d'altra cosa, cioè stavo scherzando con un amico, era una battuta con un amico in cui non sapevo di essere intercettata. Questo me ne rendo conto che lei non sapesse essere intercettata. Volevo capire, perché capirà che noi dobbiamo decidere, quindi dobbiamo capire come sono andate le cose. Sì, certo. Allora, questa certamente non è una vanteria, perché anzi è, come dire, un vantavo di altre cose, non era di questa frase. Umiliarsi, perché una battuta del genere, detta rispetto a se stessi, è... Ma in effetti è la frase di una telefonata completa con un amico, in cui io parlo, chiacchiero, abbiamo avuto le telefonate che a volte duravano poco, a volte duravano tantissimo. In tutta una telefonata non può essere presa solamente una frase, perché io stavo scherzando con un amico. Infatti è in un contesto ben preciso, il Tribunale non le sta leggendo tutte le telefonate, anche perché passiamo 6 giorni qui e anche perché immagino che saranno fatte oggetto di domande alle parti, sta cogliendo degli spunti per dei chiarimenti che riteneva necessari. Quindi comunque non è estrapolata da un contesto questa fase, è tutta in un contesto, poi le sarà data lettura integrale della telefonata. Quello che ci interessava, ci siamo focalizzati su questo punto perché ci sembrava una frase, come dire, in quel contesto un po' più forte, quindi volevamo chiederle contezza di questa cosa. Lei ci dice che era una battuta. Una battuta, non pensata, detta ad un amico solamente per scherzare e ridere. Ok. Va bene. Adesso poi mi consulto con le mie terribili latere. A me veniva in mente ancora un'altra cosa. Lei prima ha accennato a, diciamo, come dire, il tentativo anche di spiegare, far chiarezza con i suoi genitori di quanto comparso sulla stampa, eccetera, eccetera, dopo l'esplosione del, come lo chiama lei, caso Ruby. Io volevo avere spiegazioni di una telefonata che è intercorsa tra lei e suo padre, il giorno in cui sua madre era stata convocata in Sicilia davanti ai carabinieri per essere sentita. Noi su questo argomento abbiamo già sentito suo padre, lei immagino lo sappia, lo saprà, che ci ha dato una sua versione. Volevo sapere un attimo, lei ricorda il contenuto di questa telefonata in cui esorta suo padre a
come dire, intervenire su sua madre perché non racconti nulla, perché non parli. Se la ricorda questa telefonata? Cioè non se la ricorda? Ho avuto tante telefonate con... No, fatta da lei a suo padre, in un momento particolare. Un momento in cui sua madre era stata citata davanti alla caserma dei Carabinieri per essere sentita. No, non me lo ricordo. Non ce l'ha. Ok. Io sono un po' stanca, avete altre domande? Va bene, possiamo sempre riprendere la palla. Ecco, per cui, siccome sono un po' stanca, se ci sono altre domande, il pubblico ministero è autorizzato a cominciare. Signora Rubi, buonasera. Vorrei premettere che l'ufficio di procura userà, come ovvio, sotto il controllo del Tribunale, la stessa delicatezza e lo stesso profondo rispetto con cui lei è stata fino adesso trattata nel suo ruolo di persona offesa in questo procedimento e comunque di testimone. Quindi, anche laddove le porremo delle domande su temi piuttosto delicati, sappia che le stesse sono sempre e comunque informate al rispetto nei suoi confronti, e le prego di più. Lei si senta ovviamente libera come testimone di dire tutto quello che ritiene di dire, non abbia riguardi per nessuno, tantomeno per questo ufficio se ha da fare delle critiche, delle censure, tutto quello che lei ritiene. Si permette, pubblico ministero, io la ringrazio, però è quel tribunale che decide. No, sì, era solo per dire di non sentirsi imbarazzata. Se ha Certamente, questo spero che allora, sia chiaro. La prima le farò una serie di domande innanzitutto aperte, cioè piuttosto ampie, e che hanno anche una ratio di garanzia. Lei ha mai avuto rapporti intimi con Silvio Berlusconi? No. No. Lei, nelle serate che ha trascorso ad Arcore e di cui ha descritto sommariamente il tenore, ha mai partecipato personalmente a questi balli, a queste danze che lei ha descritto? Sì, in una serata, che non ricordo quale tra le serate in cui sono stata, avevo fatto anch'io un balletto di danza del ventre. Danze assolutamente normali e prive di qualsiasi Danza del ventre, il presidente Berlusconi ci aveva fatto vedere dei vestiti che, come dice lui, gli sono stati regalati da Gheddafi ed erano dei caftani simili a quelli marocchini. Io ho visto che era una situazione come deve essere in discoteca, c'era della musica e tutto, me la sono sentita di fare la danza del ventre che mi piace. Perfetto, perfetto. Lei ci ha descritto un po' le sue vicissitudini e il rapporto che ha avuto con la signora Randazzo Grazia, che è la mamma di Sergio Pennuto, inteso Sergio Corsaro. Ha detto che l'ha considerata un po' un punto di riferimento nella sua, nel suo percorso di vita, a tratti piuttosto complicato. Io le chiederò il senso, dandole la possibilità di spiegarlo, pertanto, in maniera esaustiva, cioè completa, di alcune intercettazioni telefoniche. Le rimetto alla sua attenzione, soprattutto all'attenzione del Tribunale e delle parti, nella loro oggettiva semantica, cioè per quello che vogliono dire, per quello che è stato detto, insomma, le parole che sono state dette. Partirei da un'intercettazione del 7 settembre del 2010. Il progressivo è il 732. Lei sta parlando con la signora Randazzo Grazia e racconta un po' di fatti. A un certo punto racconta, se vuole, guardi, per completezza la leggiamo tutta, così mettiamo la signora Rubi anche nelle condizioni... Pubblico ministero, Mi chiedo, le conosciamo Presidente. tutte, le parti le devono conoscere, dia lettura della testimone. La ringrazio. La ringrazio. Allora, dice lei, pensa che mi avevano ritirato anche l'altro cellulare per controllare se avevo i numeri della mia famiglia, però per fortuna il numero di mia madre me lo ricordo a memoria. Grazie, ho capito. Ho capito. La Giorgia come sta? Dice a un certo punto la Grazia, ma quando trovano poi i numeri di Silvio, di Fede, che fai?
e quando controllano e trovi i numeri di telefono di Silvio, di Fede, ma perché tu non hai visto, cioè tutti gli interrogatori? Io ho avuto 32 interrogatori con il giudice Forno, che è uno dei giudici per i minori del Tribunale di Milano, no? E si chiama Forno? Sì, si chiama dottor Pietro Forno. Ah, Forno. E praticamente tutti i 32 interrogatori, diciamo che 2 li ha fatti sulla mia famiglia e 30 su Silvio. Che adesso praticamente sanno che io vado da Silvio e conosco Silvio, cioè anche... Poi gli ho detto scusami, cioè ci conosciamo, io ho negato il fatto che Silvio sa che sono minorenne. Lei dice, gli ho detto che lui sa che io sono maggiorenne, perché non voglio metterlo nei casini. E mi fermo. Quindi lei, ha seguito signora Rubi? Sì. Perfetto. In questa conversazione intercettata, dice, a parte il fatto dei 32 interrogatori, che è palesemente una cosa non vera, ma insomma questo è un mio commento, è una mia affermazione, anzi a un certo punto lei dice, sanno che vanno da Silvio, e poi dice, però io gli ho detto scusami, cioè ci conosciamo, io ho negato il fatto che Silvio sa che sono minorenne. Sì, gli ho detto che lui sa che io sono maggiorenne. Allora, sembrerebbe, e uso il condizionale da questo brano che le ho letto, che lei ai pubblici ministeri abbia negato che Silvio Berlusconi sapesse che lei era minorenne, abbia negato falsamente. Allora io le domando, il dottor Berlusconi sapeva la sua età? Sapeva che avevo 23-24 anni. Quindi sapeva che era maggiorenne, è corretto? E perché lei fa questa affermazione in una conversazione privata, non presumendo di essere intercettata, immagino? Perché come avevo raccontato delle bugie in degli interrogatori avuti con dei PM, e gli raccontavo anche a Grazia e anche a tutte le persone che conoscevo, e quando la Grazia sa tutto della mia vita, non le ho detto che ho raccontato di essere la figlia di una cantante, di essere la figlia di un direttore della Yamamai e di avere 24 anni, quindi non le volevo neanche raccontare di aver raccontato delle cavolate così al presidente Berlusconi. Ma scusi, siamo al 7 settembre 2010, il 7 settembre 2010, lei è stata già interrogata dai pubblici ministeri, l'ultimo interrogatorio è del 3 agosto 2010, quello a cui ho partecipato anche io, se lo ricorda, no? Che furono fatti 2 verbali. Allora, perché lei il 7 settembre alla signora Randazzo Grazia sente il dovere di dire che ha mentito ai pubblici ministeri tacendo il fatto che Berlusconi sapesse che lei era minorenne? Perché? Qual è il motivo per cui lei inventerebbe questa balla a una sua interlocutrice privata, una sua amica? Guarda, non so il perché raccontavo delle cavolate. So solamente che ne raccontavo tante, ma avevo sempre l'esigenza di raccontare delle cavolate. Poi ormai la cavolata era diventata ad un certo momento anche automatica, perché era l'unico strumento che avevo io di difesa con tutte le persone. Ho capito, la seguo e ragiono, però voglio capire questo. Lei dice, guardi al signor Presidente e ai giudici all'Atera, al Tribunale, io mi inventavo delle cose perché volevo vantarmi e ostentavo anche cose non vere. E questa, no, la sua linea, diciamo, dichiarativa di oggi. Bene, ma che vanto c'è, mi scusi, la seguo, proprio dove mi porta lei, a dire ho mentito ai pubblici ministeri negando che Berlusconi sapesse che ero minorenne, dov'è il vanto? Ma questo non c'è un vanto, non è che allora... sempre si raccontano delle bugie per vantarsi. Appunto, lo penso a volte si raccontano anche perché non si ha una lucidità, perché si dicono solamente delle cavolate. Perfetto. Per dire delle cavolate e avere dei discorsi al telefono con delle persone. È una bugia in sé. Una bugia in sé anche grazie a Randazzo. Questa è la spiegazione che ha fornito la testa. Prendiamo atto. Poi lei dice... Una cosa proprio solo, la interrompo un attimo. Allora, siccome io la stavo minacciando addirittura così, le faccio presente, toccherà a tutti, segnatevi le cose, non mi interrompete gli esami ad ogni piè sospinto, a meno che non ci sia un'opposizione rispetto alla domanda e all'ammissibilità della stessa. Ma se è imprecisa la lettura, parziale la lettura, eccetera, eccetera, la completerete quando sarà il vostro turno. Mi fate questa cortesia, perché questo è un modo di interrompere le parti che stanno facendo e l'esame, ok? È un modo che il tribunale, di procedere che il tribunale non tollera e non ammette. Prego. Comunque, il punto è che lei a Silvio Berlusconi aveva detto di avere 23-24 anni. 23-24 anni, quindi il dottor Berlusconi sapeva che lei era maggiorenne, corretto? Sì. Benissimo. E qui dice una bugia fine a se stessa.
Bene. A un certo punto lei dice, prosegue, signori avvocati e signori del Tribunale, Non c'è problema. ho tutti gli aiuti che hai avuto, dice Rubi, li hai avuti tramite lui, e in qualche modo sembra introdurre lo schema di domande che le fa l'ufficio. Gli ho detto no, assolutissimamente, in effetti loro hanno restia a darmi in affidamento a Lele, proprio perché pensano che c'era un collegamento nesso con Silvio Berlusconi. Grazie. Perché d'altronde sono grandissimi amici. Lo dice lei, signora Rubi. Allora, io le domando, le risulta che Silvio Berlusconi e Lele Mora fossero grandissimi amici e che parlassero di lei tra di loro? No, Lei non ha mai sentito, per esempio, i due predetti, il dottor Berlusconi, il signor Lele Mora o anche Emilio Fede, parlare di lei ad Arcore? no, anche perché tutti e tre non li ho mai visti io ad Arcore. Benissimo. No, una volta sì. Una volta sì. Tutti e tre insieme no? No. La domanda, perché io ho la volta risposto in alla domanda. cui, mi scusi, questa allora forse ho capito male io, la volta in cui Lele Mora è arrivato dopo cena non c'era Emilio Fede. No, Ad Arcore. c'era ma non mi ricordavo questo passaggio, mi dispiace. No, Comunque, aspetti, questo è perché forse non ho capito bene io. Avevo capito che lei aveva incontrato più volte Emilio Fede ad Arcore, a parte la prima volta in cui avevate viaggiato sulla stessa macchina messa a disposizione da l'ho Mora. visto altre volte, Ecco. non so se 2 o 1. Ok, 2 o 3 volte, ok. Che la volta in cui ad Arcore, nel dopocena, era arrivato Lele Mora, c'era, io così avevo capito, mi corregga se sbaglio, c'era anche Emilio Fede. Avevo capito male? No, io la cosa che so è che sono state delle serate tutte uguali, si svolgevano le stesse cose No, aspetta. e non so le persone quando le ho incontrate, Scusi, mi ricordo solamente il lei passaggio prima- di Lele che era arrivato quando noi eravamo già nella sala Ho che capito. veniva chiamata Quindi- Bunga Bunga. Quindi non ricorda se in quell'occasione in cui è passato lei C'erano c'era tutte e anche tre. Fede. Ho capito, mi scusi ma prego pubblico ministero. Vado a leggerle un'altra intercettazione, signora Rubi, che io la chiamo signora Rubi, signora Marucca Karima, che è del 26/10/2010, sempre con la Randazzo, e il progressivo è il 6360, il RIT è il 3245/10. Quando le parti sono pronte io inizio a darle lettura. Lei a un certo punto racconta di essere uscita, come si esprime lei, testualmente su tutti i giornali. Faccio rilevare al Tribunale che è il giorno in cui esce il primo e famosissimo articolo sul cosiddetto caso Rubi, il Fatto Quotidiano. E lei dice, sono uscita in tutti i giornali d'Italia, grazie, sì, e che è successo? Caso Berlusconi, Rubi. Come? Per il caso Berlusconi. E come il caso Berlusconi? Sì, ragazza indagata minorenne che va a casa di Berlusconi, una papi girls, bla 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 bla. Se tu hai il computer puoi entrare e scrivi il quotidiano, il Fatto Quotidiano, sì, minorenne Rubi con Berlusconi. E va avanti. A un certo punto lei dice, e allora? E tu ora che fai? Che faccio? Che devo fare? A me non me ne frega mica, a me non me ne frega niente, mica mi tocca. Lui mi dice, non ti preoccupare di niente. Ah, ho capito, non lo so, io pensavo, quando tu parlavi dicessi un po' così però. Il mio caso, ho saltato alcuni passaggi, è quello che spaventa più di tutti perché alla fine sta superando il caso di Letizia, della Daddario e di tutte. Ah sì, perché alla fine niente, diciamo che adesso siamo preoccupati. Il mio avvocato se n'è appena andato. Ecco, ero con lui, con Lele. Grazie. Rubi. E loro mi stanno comunque vicino. In effetti, però, cioè, sempre tornando al discorso di prima, gli ho detto, Lele, io ho parlato con Silvio, io gli ho detto che ne voglio uscire, almeno con qualcosa, cioè mi dà 5 milioni, però 5 milioni a confronto del macchiamento del mio nome. Come 5 milioni? Grazie. Rubi. Al confronto del macchiare del mio nome, non è niente 5 milioni. E lui mi ha detto, Rubi, per il momento accontentati che tanto noi ti saremo sempre vicino. Gli ho detto, va bene, tu leggiti i giornali comunque, sì certo domani, dice grazie, ha fatto sta che poi, sono su internet, come mi collego, scrivi il Fatto Quotidiano, a caso minorenne con Silvio Berlusconi, bla 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 bla. Allora, signora Marucca Karima, lei a un certo punto dice questo testuale passaggio che io ho annotato, me lo spieghi, siamo qua per capire, e loro mi stanno comunque vicino. Prima dice, sì niente, diciamo che adesso siamo preoccupati, il mio avvocato se n'è appena andato, ero con lui, con Lele. E loro mi stanno comunque vicino.
In effetti però, cioè, sempre tornando al discorso di prima, gli ho detto Lele, io ho parlato con Silvio, io gli ho detto che voglio uscire almeno con qualcosa, cioè mi dà 5 milioni, però 5 milioni a confronto del macchiamento del mio nome. Cosa intende con questo passaggio? Ce lo spiega? Che l'avevo già detto prima, che appena è uscita la notizia sui giornali ho iniziato ad inventare cavolate a tutte le persone che, soprattutto quelle che mi conoscevano, a cui ero affezionata anche giù in Sicilia, dicendo sì, è uscita questa notizia sui giornali ma ne uscirò con qualcosa, ma in realtà io non avevo mai visto né sentito Berlusconi in quel periodo, né tantomeno ho avuto questi incontri di cui Millanta. Ecco, però c'è una curiosa coincidenza, signora, la posso chiamare Rubi o lo ritiene offensivo? Per brevità di non chiamarla il Marucca Rima, signora Rubi, il 14 gennaio 2011 a casa sua, cioè dove lei viveva, diciamo, viene trovato l'appunto che il signor Presidente le ha menzionato, dove c'è una cifra del tutto similare a questa, anzi identica a questa. Quindi lei cosa faceva? Una strategia, cioè mentiva per telefono e poi creava dei falsi riscontri sulle cose che diceva al telefono? Era una nota in un'agenda di un diario Ho capito. che avevo scritto per vantarmi delle persone che entravano in casa, perché se dovevo prendere 5 milioni o 4 milioni e mezzo o 3 milioni non me lo ricordavo, dovevo scrivermelo su un foglio, secondo lei. Però signora mi scusi, ma uno si vanta mostrando semmai un documento proveniente da un terzo, dice guarda è un'ipotesi, Berlusconi mi ha fatto una liberatoria, è un'ipotesi, Assolutamente. Esatto. Siamo nel È mondo un'iperbole retorica, ma la sua fa mostrare un suo appunto, cioè che senso avrebbe? Ma proprio perché non mi vedevo con Berlusconi, che non avevo, e lui non mi aveva dato niente e questi soldi non li ho mai ricevuti, l'ho scritto solamente su l'ho un foglio. seguita alla perfezione, quindi quando venivano gli ospiti a casa sua dice guarda cosa ho scritto sulla mia agenda, ricevere 5 milioni da Berlusconi. Sì, Perfetto, no, io prendo atto. per lei non è normale, ma io non ho avuto... Allora, non si signora. preoccupi, risponda alle domande. Ma io non ho avuto una vita normale da poter avere anche dei ragionamenti normali, come altre persone. Benissimo. Senta, le vorrei fare un'altra domanda. Lei dice mi vanto, però signora, dal brano che qui si legge, è lei che parla, guardi, io non ho nulla contro di lei, è lei che parla, qui sembrerebbe quasi che lei faccia un po' un ricattino al dottor Berlusconi. Ci si vanta mostrando di ricattare un essere umano, cioè lei con i terzi si vantava dicendo dottor Berlusconi è un'iperbole retorica, se non mi dai 5 milioni, insomma voglio dire, guarda in che condizione mi trovo, la considera un vanto questo, perché lei si vanta dicendo che fa la prostituta con i riarte, sì, l'ha detto lei prima, no? Si vanta dicendo che fa i ricatti, è il suo modo di vantarsi questo, signora? Il mio vanto dipendeva anche dalla persona che avevo di fronte. La signora Randazzo è una persona spregevole, le domando? No, la signora Randazzo le volevo dimostrare che avevo avuto un cambiamento di vita. Ecco, questa Nel è senso la che aveva delle prospettive economiche rilevanti, in questo senso. Erano delle cavolate, ma le volevo dimostrare quello che... Parliamo sempre di vanteria. Sì. Ok, premesso che lei ci dice che è una vanteria. La vanteria era, guarda che ho delle prospettive economiche rilevanti, Sì. questo? Sì. Ok. Adesso però usciamo, diciamo, dall'analisi anche delle sue motivazioni, ma io le domando, e poi questo è il punto, il dottor Berlusconi gliel'ha mai dati questi soldi? Gliel'ha mai promessi? No, Nella maniera più assoluta? assolutamente no. E lei ha mai avuto trattative dirette o indirette per avere questi soldi con il dottor Berlusconi? No. No, questa è la risposta, corretto? Sì. Sempre dalle copiose conversazioni che lei intrattiene con Randazzo Grazia e con il figliuolo Sergio Pennuto, il 28/10/2010. Lei a un certo punto dice, vi do i riferimenti, 65-17 è il progressivo, 32-45 è il RIT, Randazzo Grazia, Elmaru Karima Intesa Rubi, e si interpone il signor Sergio Pennuto che è il figliolo della Randazzo. Perché i giornalisti stanno scrivendo ma ancora le notizie vere non ce le hanno, qualcuno della polizia ha venduto gli articoli per guadagnarci qualche cosa, ma io sono a casa di Lele per il momento, ma non siamo preoccupati per niente.
anche perché Silvio mi chiama di continuo. Lui mi ha detto: cerca di passare per pazza, cerca di passare per quello che puoi, pazza, racconta cazzate, ma io ti sto sempre vicino, mi fa di qualsiasi cosa e avrai da me qualsiasi cosa che tu vuoi. Con il mio avvocato gli abbiamo chiesto, 5 milioni di euro in cambio del fatto che io passo per pazza, che ho raccontato solo cazzate, e lui ha accettato. In effetti seguiremo questa strada. E poi lei spiega che per lei sono molto importanti i soldi. E la motivazione di queste affermazioni è sempre la stessa: si sta vantando? È la stessa domanda che mi è stata fatta prima. Beh, però con dei contenuti dialogici, cioè di parole diverse. Beh, le notizie dell'interrogatorio erano uscite sui giornali, Sì. avevo dedotto che erano uscite dalla questura. Dalla questura? Non so. Lei ha elementi per accusare la questura? No, assolutamente no, perfetto. erano supposizioni che avevo Ci davano- fatto io ai tempi, perché perfetto. non capivo del perché erano uscite sui giornali Sì, determinate e al di cose. là di questo, E al di là di le questo- trattative che sarebbero state avviate tramite il suo legale, il fatto che lei fosse a casa di Lele Mora, che la stava tranquillizzando, il fatto che le trattative erano per passa per pazza, eccetera, eccetera, questo è... Io non ho avuto nessun incontro né con il Presidente, né mai l'ho sentito, né tantomeno avevo delle trattative con il mio avvocato verso di lui. Sono tutte le cose che io mi vantavo in quel periodo con tutta la gente, e la stessa cavolata la troviamo con tutte le persone che ho parlato in quel periodo, Va bene. Va bene. dicendo e usando le stesse frasi con tutte le persone. Comunque, trattative con il dottor Berlusconi non ce ne sono stati, soldi lei non li ha ricevuti. E questo il fulcro del suo ragionamento. Quelle cifre non le ho mai ricevute. A parte le cifre che lei prima ha detto, i 30.000, i 3.000, i 5.000, queste cifre non le ha mai avute. No. Trattative non ce ne sono state, No. è corretto? Sì. Bene. Allora, a posto? Sì. Possiamo andare? Bene. Allora, ci stava un po' raccontando in linea di massima come si svolgevano queste cene, cosa accadeva, eccetera, eccetera. E ci stava parlando degli ospiti, ci ha detto che in una sola occasione ricorda che fosse stato presente nella dopocena Lele Mora, qualche volta è stato presente Emilio Fede. E ha descritto in particolare, con riferimento anche al dopo cena, una di queste incontri. Faccio una domanda generale, poi le parti, se intendono, ovviamente sono autorizzate a fare domande in precisazione. Questa cena che lei ha descritto, la possiamo definire una cena tipo? Nel senso che erano più o meno tutte di questo tipo, si svolgevano tutte in questo modo? Sì, tutte con lo stesso menù, tutte con la stessa serata dopo, tutte con la stessa musica, con i stessi balletti, cambiavano a volte le ragazze, Ok. di cui non mi ricordo i nomi. Vabbè. Altra domanda generale, lei ha detto che sia in occasione della prima volta in cui era andata via subito dopo cena, sia della seconda in cui si era trattenuta a dormire presso la residenza di Arcore, aveva ricevuto una busta con 2.000 euro. Sì. Ha continuato, tutte le volte che è andata ha ricevuto questo aiuto da parte del Presidente? Sì, poi l'ho sempre ricevuti quando andavo lì per la cena, ricevevo sempre qualche busta con 2.000 o 3.000 euro. Sì. E poi ho insistito io all'avere un incontro con lui per potergli parlare di quello che era, in poche parole, il mio desiderio, oppure il mio sogno. Volevo avere questa possibilità di aprirmi un centro estetico, Sì. sempre ignara del fatto che per età e per mancanza di documenti potevo farlo, però volevo Scusi, no, dovrebbe ripetere perché non ho sentito, sempre inerente al fatto? che per mancanza di documenti e di età non potevo farlo, però avevo quell'occasione che avevo conosciuto questa persona e che è stato generoso sempre in tutte le serate in cui sono andata, e avevo capito che potevo chiederle anche quello che era per me un prestito oppure un aiuto, se voleva darmelo. Sì. E ho insistito nell'avere un incontro con lui fuori da quello che erano le solite cene sì. con tutte le altre persone. E poi lui mi aveva detto che mi avrebbe contattata o mi avrebbe fatto sapere.
Alla fine ricordo di essere stata a casa del Presidente una volta in cui mi ha fatto arrivare, mi aveva detto che aveva degli impegni, finiti questi impegni poi avrebbe ricevuto me per parlare di questo argomento. In effetti sono arrivata, non mi ricordo né la data né tantomeno mi ricordo l'orario, sono sempre arrivata con un taxi e abbiamo affrontato quello che era l'argomento del mio desiderio di avere un centro estetico e le avevo chiesto se poteva farmi questo prestito o darmi questo aiuto. E lui mi aveva detto: guarda, a me mi serve qualcosa di concreto, di cartaceo da capire qualcosa di più di quello che è il tuo progetto e poi valuterò se è fattibile. Non ricordo la data in cui c'è stata questa serata e abbiamo parlato, poi me ne sono andata via e subito dopo c'è stato questa fiera che si chiama Cosmoprof che era a Bologna. Io la conoscevo perché avevo questa amicizia sempre con questo ragazzo che si chiama Sergio Corsara e lui è di Catania ed era il solito che mi aveva aiutato anche quando ero giù in Sicilia. Sì. Lui fa il parrucchiere, l'ho saputo tramite di lui e sono andata con lui. Con lui, sappiamo che sono venuti a Milano, sì, che sono poi siete venuti a andati trovare, insieme sì. a Bologna, sappiamo anche che lei ha mandato a prenderli, perché era venuto con la madre, vero? Sì. Benissimo. Sappiamo che ha mandato a prenderli con una macchina, che li ha ospitati in albergo, sì. che gli ha offerto cene. Sì. Ecco, quali soldi? Con i soldi che avevo ricevuto dal Presidente Berlusconi nelle serate precedenti. I 2.000 euro che riceveva Sì. di volta in volta. E comunque era per me una forma di gratitudine nei confronti di queste Sì, persone che mi ci hanno rendiamo aiutato conto. ed era anche un modo per dimostrargli un minimo di quello che ai tempi avevano fatto per me. Quindi sei andata a Bologna con loro? Sì, e sono andata lì e avevo fatto questo preventivo, ordine, non so esattamente cos'era, comunque era un foglio con tutti indicati dei macchinari, con dei prezzi, da poter dimostrare al Presidente Berlusconi per avere quell'aiuto. Quindi ha preso contatto con un espositore lì? Nella fiera. Nella fiera Era- che le ha fatto, ritengo, un preventivo dei costi di quei Sì. dei macchinari. Sì, non ricordo il nome della signora che faceva che mi ha fatto questo ordine. Che tipo di macchinari erano? Erano macchinari laser a livello estetico, oppure c'erano altri macchinari per la depilazione definitiva e dei fornetti mi sembra per sempre la ricostruzione di lingue, poi non ricordo, erano tutte cose che comunque si trattavano per avere un centro estetico. Sì, lei lo A sa me- che il laser anche estetico ha bisogno non può essere utilizzato se non da un medico? Guarda, tutto quello che avevo fatto per realizzare questo sogno non aveva niente di fondamentale, nel senso che prima di tutto io non avevo fatto neanche delle scuole, non so fare Era la neanche, seconda domanda che avrei voluto fare. non so neanche fare l'estetista, però quello è sempre stato il mio sogno, dato che ho avuto una possibilità in passato di aver lavorato in un centro estetico a Messina, che poi era andata male come esperienza lavorativa. E praticamente volevo realizzare questo sogno, sapevo che era impossibile realizzarlo in tutti i modi, ma mi era capitata questa occasione di conoscere una persona come il Presidente Berlusconi e avevo capito che aveva la possibilità di realizzarmi questo sogno, da poter avere pure io una autonomia mia, di avere una sicurezza mia senza scappare sempre da un posto all'altro, da cambiare sempre queste ospitalità e Capito tutto. perfettamente, quindi lei si fa fare questo preventivo e immagino che lo porta al Presidente. Sì. che E succede? era per dimostrargli un minimo per avere Quali quell'aiuto. sarebbero stati i costi necessari Sì. per i macchinari, parliamo? Sì. Ok. E allora porta questo preventivo al Presidente, cosa succede? E gliel'ho portato al Presidente e lui l'aveva guardato, poi mi ha detto va bene, ma di questa cosa, se il Cosmoprof è stato per metà aprile, sarà stato il 15, 17, 18, non ricordo
però ricordo che era, perché tutti gli anni si svolge In quel periodo. in quel periodo. E dopo di questo gli ho portato questo preventivo e lui mi aveva detto che di questa cosa se ne sarebbe occupato un suo segretario che si chiama Spinelli, Ok. e che mi avrebbe dato lui la cifra che a me serviva. Io gli avevo detto: guarda, non so quando lo realizzo e come lo realizzo, però spero di avere la possibilità di tornarteli a rate. si era messo a ridere, poi mi ha dato il contatto di questo Spinelli. Lei aveva anche idea dei locali? Aveva cercato anche dei locali in cui aprire questo centro estetico? No, io non avevo neanche l'idea di un locale, gli avevo detto che c'era la possibilità di avere questo posto in Via della Spiga, ma l'unico contatto che io avevo in Via della Spiga, per cui mi ricordavo questa via, era perché avevo conosciuto un ragazzo che si chiama Manuel e che mi aveva ospitato pure lui per 5 giorni. Mi ricordavo il suo indirizzo di casa e avevo dato questo come indirizzo anche al presidente, dicendogli che era quello il centro estetico. In realtà non aveva nessun locale. fondamento, neanche l'ordine e neanche l'indirizzo di questo centro estetico, Ok. se non avere una cifra che mi poteva garantire a me che un giorno avrei potuto realizzare quello che era il mio sogno. Va bene. E alla fine Prende contatto, il Presidente la invita, la rinvia al Ragionier Spinelli e che cosa io le fa? avevo detto che mi serviva però entro fine aprile. Ora non ricordo se proprio sono stata ho avuto questo incontro con il signor Spinelli fine aprile o i primi di maggio, e mi ha dato una cifra di soldi che per me erano tantissimi, 30.000 euro, 30.000 euro. che per me erano tantissimi, ma mi aspettavo la cifra che c'era nell'ordine che avevo fatto compilare, però mi sono stati dati quelli dal signor Spinelli. Come li ha ricevuti? In contanti, ed erano sempre pezzi da 500 euro. E lei che ne ha fatto? La prima cosa che ho fatto è che ero entrata anche molto in lite con la Caterina Pasquino in quel periodo, non mi trovavo più bene per la mia convivenza con lei, e avevo nel frattempo conosciuto un'altra persona che mi è stata presentata da questo signore che si chiama, il cognome e il nome non me lo ricordo, mi ricordo il cognome Bora, Sì. perché pure lui aveva questa agenzia sempre di ragazze immagini, perché anche se frequentavo queste serate del presidente, io continuavo anche ad avere una vita a Milano, ad uscire nelle serate, ad frequentare le discoteche. Ok. E ho conosciuto questo signore che mi ha presentato questa ragazza, Che si chiama? Michelle Consensao. E me l'ha presentata in questa traversa che non ricordo di Corso Buenos Aires, ed eravamo in una filetteria. Me l'ha presentata in quell'occasione, ma non ricordo esattamente la data. Da lì avevo deciso di andare a vivere da questa Michelle, perché mi aveva detto che con lei invece lei sarebbe stata più corretta, avremmo diviso in maniera congrua l'affitto, cosa che con la Caterina non avevo, perché lei non lavorava e non pagava, non contribuiva in quelle che erano le spese che lei mi aveva detto dovevamo dividere, e con l'aiuto che io avevo dal presidente in quelle serate alla fine la mantenevo io, e non mi andava più bene perché comunque avevo anche da dare una mano a mia madre, e cosa che non riuscivo a fare perché avevo più spese con lei, dato che lei non pagava niente. Ok. Alla fine, quando ho avuto questo aiuto dal signor Spinelli, mi ricordo solamente che ero scesa poi in Sicilia e sono andata a trovare sia mia madre sia la famiglia Corsaro, a cui avevo fatto anche dei regali che per me erano abbastanza costosi per quello che era la mia vita di prima, le mie disponibilità di prima, ma l'ho fatto sempre. Anche loro li hanno valutati così. Cioè li abbiamo sentiti, ci hanno parlato di questi regali. Sì, perché l'ho fatto sempre nella stessa forma Per ringraziarli, per gratitudine, eccetera. Ok. ma per ringraziarli, ma anche per apparire che, da dire, guarda, prima avevo una situazione, adesso Adesso l'ho cambiata. vi sto dimostrando che sono autonoma, sto crescendo, Ok.
perché comunque gli unici contatti che io avevo l'ho sempre avuti con questa signora che si chiama Grazia, che è la madre di questo mio amico, e per me rappresentava quasi la figura di una madre, avevo quasi più contatti con lei che con mia madre. Quindi va in Sicilia, ritengo non col denaro in contante, Sì, con i 30.000 euro in contanti? sì. Sono andata in Sicilia, ho preso, al posto di spostarmi con i mezzi in Sicilia, avevo preso sempre la macchina con l'autista e ho pagato sempre nei ristoranti quando sono andata anche dalla famiglia di questo Sergio Corsaro, avevo fatto tanti regali anche a loro e poi ho dato a mia madre un tot di soldi Che servivano, va bene. Poi sono da lì salita in Calabria per trovare la madre di Domenico Rizza, con cui avevo la speranza che un giorno si facesse pace e che tornasse con me. E anche a lei le avevo portato dei regali e sono stata da loro, mi sembra, 3 giorni, non ricordo esattamente quanti. E lei mi aveva spiegato che comunque Domenico Rizza non scendeva spesso a trovarla, non l'aiutava più di tanto, lei viveva in una situazione che, per dire, per me la loro casa era bellissima, dato che sono cresciuta in una casa abbastanza diversa, però avevano delle difficoltà e io gli avevo lasciato anche, mi ricordo, dei soldi come forma di aiuto, ma sempre spinta dalla cosa di che un giorno sarei tornata con suo figlio. Poi sono tornata a Milano e sono andata a vivere dalla Michelle Consenza. Sì. E in effetti avevo subito pagato metà dell'affitto e avevo sempre con me dei soldi che comunque avevo sempre conservato in casa e tutto quanto, dopo che mi ero un po' ambientata in quella casa. E alla fine poi è andata male. Lei è rimasta quanto tempo da Michelle? Non ricordo esattamente quanti giorni sono rimasta. Parliamo di giorni, quindi? Sì, di giorni, perché appena sono arrivata poi per 1000 motivi, per varie conoscenze che avevamo in comune, io e la Caterina Pasquino, lei aveva saputo che io ero tornata a Milano e mi chiamava per sapere dove ero. Io non gli rispondevo per non dirgli: guarda, sono a vivere con un'altra ragazza, non voglio vivere con te, perché pensavo che non l'avrebbe accettato oppure avrei avuto una lite e me la volevo evitare volentieri. E un giorno sono andata da casa della Michelle, sono andata in un centro estetico. Un attimo, volevo solo sapere se dopo essere stata in Sicilia lei ha avuto occasione di partecipare, tornando da questo viaggio, quindi dopo aver ricevuto i soldi a Ragione Spinelli, fa il viaggio, eccetera, eccetera, torna, se lei ha avuto occasione di incontrare in altre occasioni il Presidente, e se sì, quando? Questo non me lo ricordo proprio, nel senso non so se ho incontrato, quando sono tornata da quel viaggio, il Presidente. Io ricordo, come l'ho detto, 6 o 5 serate. E ricordo che l'ultima volta che mi sembra che sono stata da lui, mi ero fermata sempre a dormire e avevamo avuto come cosa particolare da fare che ci aveva fatto visitare un'università che aveva detto che era la sua, non so, doveva aprirla. E mi ricordo solamente quella situazione lì, però non so dire se è stata prima della Sicilia o dopo la partenza alla Sicilia, come non so neanche collocare il momento in cui io sono arrivata dalla Michelle e dove avevo in quel momento preso i soldi. Questo passaggio non me lo ricordo per niente. Ok. Quindi abbiamo detto che mentre lei è da Michelle, la cerca, viene cercata dalla sua ex coinquilina, che lei non risponde perché non vuole dire che è a casa di un'altra persona. Poi stava raccontando del centro estetico, che lei è andata un giorno in questo centro estetico. Lei? Sì, è sono andata in questo centro estetico che si trova in Corso Buenos Aires, sì. E si chiama Mami Niles, da una ragazza per farmi, non mi ricordo più, sui capelli. Aveva bisogno di... Fatto sta che nel bar di fronte a questo centro estetico c'era la Caterina Pasquino con un'amica e
che tra l'altro anche l'altra ragazza io la conoscevo. E era subito arrivata ed era salita la polizia nel centro estetico, che mi hanno chiesto i miei documenti, mi hanno detto che lei aveva detto che gli avevo rubato Dei soldi? non so più se dei soldi o se dei gioielli. Sì. E poi da lì mi hanno portato in questura. Ok. Questa è storia che non interessa questo processo se non limitatamente ad alcuni elementi. Sappiamo che lei a un certo punto viene lasciata andare dalla questura. Okay? Sì. Chi viene a prenderla? Era venuta sia la Michelle Consensao che la Nicole Minetti e mi ricordo anche la Miriam Loddo, un'altra ragazza che partecipava anche lei alle serate del presidente Berlusconi. La Miriam Loddo l'aveva in qualche modo, come dire, aveva seguito questa sua vicenda durante il periodo in cui lei era stata in questo. Qualcuno era a conoscenza del fatto che lei fosse stata accompagnata in questura? Qualcuna delle persone che lei ha indicato o altre? Io non so proprio come era andata con la situazione, perché io sono stata presa, sono stata portata in questura e tutti i retrocena che ci sono stati per... Lei non li sa? Non li conosco. Vabbè. Lei ha chiamato qualcuno? No. Nessuno? No. Non ha fatto telefonate, non ha avvisato di quello che stava avvenendo qualcuno? No, perché non mi ricordo bene, ma non mi ricordo di aver avuto in quel momento neanche la possibilità di poter telefonare, non mi ricordo di aver avuto con me il mio cellulare. Mi sembra che l'avevo lasciato a casa della Michelle perché era scarico. Ok, vabbè. Allora esce dalla questura e trova queste 3 persone. Che succede? Succede che a me mi hanno sentito chiedendomi sempre informazioni su chi ero, non ero. Questo è in questura? Sì. Ma lei viene rilasciata e viene consegnata a qualcuno? Sì. Dalla questura? Sì. A chi viene consegnata? Anche questo non glielo so dire perché io sono andata poi a casa con la Michelle, mentre quando si parlava lì davanti a me l'unica cosa che avevo sentito è che c'era qualche problema nell'affidamento e non ho capito bene se ero affidata a Nicole o ero affidata a Michelle. Fatto sta che io sono andata poi a casa con Michelle. Ma lei Nicole l'ha vista? Sì, certo. Certo, c'era? Sì. Okay. Si è parlato per caso in quel problemi, lei ha detto che sono stati problemi in ordine a chi doveva essere affidato, si è parlato per caso di un suo inserimento in comunità, che le ricordi? Sì, sì. Avevano detto che forse mi portavano in comunità, ma già me lo aspettavo perché di solito mi è sempre andata così. In effetti l'unica cosa che mi ricordo è che ho pianto come tutte le situazioni in cui mi hanno portato delle comunità ed è lì che proprio c'erano le ragazze che mi dicevano di stare tranquilla, e la Michelle mi diceva non ti preoccupare, guarda che farei il possibile per farti tornare sempre in casa con me, stai tranquilla. Mi scusi, ma in questura, sì, mentre si parlava del discorso della comunità, era presente anche Michelle? Sì. Ha partecipato cioè io ero in un ufficio che si trovava, mi sembra, in un piano superiore, ero seduta davanti a questa scrivania, c'erano come loro 3, perché erano arrivate, ma non riesco a ricostruire proprio tutti i passaggi che ci sono stati. Scusi, loro 3 sono Nicole Minetti, Michelle Consensiao e la Loddo? Sì. E c'erano presenti anche funzionari o agenti di polizia in questa stanza in cui lei era alla scrivania con queste 3 persone? C'era una saletta con dei poliziotti e poi nella scrivania, cioè nell'ufficio dove c'ero io, c'era una ragazza, non so il ruolo che svolgeva, era una ragazza molto, molto carina, giovane, vestita sempre in divisa, però non so qual era il suo ruolo. Quindi lei è stata lasciata con questa ragazza in divisa e con queste
3 persone Sì, che ha nominato prima. però c'era la ragazza, quella lì, che a volte era con noi nell'ufficio, a volte usciva dall'ufficio, a volte ritornava. Scusi, e quando la Michelle dice non ti preoccupare, faremo di tutto, ti ospito, evitiamo di mandarti in comunità, questa ragazza in divisa c'era? Questo non glielo so dire. Non se lo ricordo. So che lei usciva e tornava, ma non so proprio ricordarmi di tutti questi fatti che... Quindi non sa se ha sentito questo discorso? No. Ok. Allora, lei ha detto che si era posto il problema di una sua collocazione in comunità. Questo presuppone che fosse emersa la sua età. Sì. Lei che generalità ha dato in questura? Le avevo date già da subito nel centro estetico, quando sono stata presa da questo poliziotto. Sì? E quali sono queste generalità che ha dato? Perché lui mi ha detto, ce l'hai i documenti? Le ho detto di no, mi fa che quanti anni hai? Sei minorenne? Io le ho detto ho 17 anni. E che nome ha dato? Questo non me lo ricordo, non so se avevo dato Karim o se avevo dato Ruby, ma in tutte le situazioni in cui mi sono trovata ho sempre dato Ruby, perché ormai me lo sento come se fosse questo il mio nome. L'avevo cambiato, anche in Sicilia tutti mi chiamano Ruby, sono poche le persone che mi chiamano. Arrivato in questura ha dato le sue vere generalità? Una volta che è arrivato in questura, indipendentemente da quello che aveva detto prima, che non sappiamo, lei in questo periodo in cui è stata in questura, c'è stato un momento in cui ha detto come si chiamava? Veramente, qual è il suo vero nome? Giuro che non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo, perché sono stata... Lei non aveva documenti? Sì. Non ce l'aveva? No. Il documento. Ha dichiarato di essere minorenne e non ricorda che genere è data. È stata sottoposta a dei rilievi, le hanno preso le impronte, hanno fatto le fotografie. E tutto sommato è stata accusata di un furto, voglio dire. Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Va bene. Allora, succede, trascorre un po' di tempo l'inquestura, c'è questo discorso a cui lei ci sta dicendo adesso che lei ha sia con queste 3 persone, e in particolare quella che la tranquillizza maggiormente è la Michelle, dicendo non ti preoccupare, ti aiuteremo, non ti faremo andare in comunità. Mi ha detto tornerai con me a casa. Tornerai con me a casa, non sappiamo se ci fosse o meno qualcuno della polizia presente a questo discorso. Dopodiché lei viene data, consegnata a qualcuno, affidata a qualcuno, ritengo. È in grado di dirci a chi viene affidata? No. L'unica cosa che mi interessava in quel momento era non entrare in comunità. Quando mi è stato detto che potevo uscire mi sembrava una liberazione, perché per me era quello che volevo, e non ho sentito niente di tutti quei discorsi che hanno fatto o i retrocena che ci sono stati. Ho capito. Un'ultima precisazione rispetto a quello che era avvenuto in quella circostanza, poi andiamo avanti. Lei prima ha detto che presentandosi per la prima volta aveva, in occasione del famoso concorso, Sì. no scusi, forse ad Arcore, sto facendo un po' di confusione, aveva accennato a una lontana parentela di sua madre con il presidente Mubarak. Sì. È un discorso che lei ha ripetuto anche in questura? Guardi, da quando sono uscita da casa dei miei genitori ho sempre, in tutti i posti dove mi sono trovata, ho sempre dato versioni diverse. Sì, ho stiamo sempre parlando di quella volta in particolare, se non se lo ricorda. Non me lo ricordo. Ok. Va bene. Dopodiché lei non sa a chi è stata affidata? No. Non sa chi sarà stato, immagino, sottoscritto un verbale di affidamento a qualcuno, non sa chi l'ha sottoscritto. No. Quando esce, con chi esce dalla questura fisicamente? Sono uscita ed ero con le 3 ragazze che hanno aspettato. Con tutte e 3? E poi la Nicole Minetti mi aveva detto che c'era il presidente che era
il presidente Berlusconi che era arrabbiato e Perché l'aveva era chiamato arrabbiato? per tutte le, come si dice, le cavolate che le avevo raccontato io, e l'aveva chiamato lei per telefono e me l'ha passato. Quindi lei, d'uscita alla questura, ha parlato col presidente? Sì. Che cosa vi siete detti? No, mi aveva detto solamente, cioè, non ricordo proprio le frasi che mi ha No, detto. cioè, più o meno il Mi contenuto. ricordo solamente che era arrabbiato, che mi ha detto, perché gli avevo detto tutte quelle cavolate e tutto quanto, e basta, poi mi ha detto di passargli la Nicole. Ok. Dopodiché la Nicole Minetti e il presidente hanno un colloquio e va bene. Lei che fa? Alla fine sono andata in casa dove abitavo già con la Michelle Consenza. Quindi torna a casa della Michelle. Sì. Benissimo, andiamo avanti. Che succede dopo? Lei torna a casa di Michelle. Ah no, una cosa le volevo chiedere. Lei prima ha detto che mentre partecipava a queste scene ad Arcore continuava a svolgere il suo lavoro di ragazza immagine, piuttosto... Non ho detto questo. Ho detto che continuavo a frequentare anche i locali milanesi. Ah, quindi no, siccome avevo compreso che fosse un'attività retribuita, perché lei ha detto continuavo a lavorare perché la mia coinquilina non pagava e quindi io praticamente lo dovevo mantenere. No, io mantenevo con quegli aiuti che ricevevo nelle cene, però continuavo anche a frequentare le serate di Milano. Ma non milanesi. lavorava? Non lavoravo perché mi ero lasciata con Nico Razza, l'unica agenzia che conoscevo era in quel momento la Fist Agency, e lui mi aveva detto all'inizio che potevo anche lavorare con il suo socio, ma dato che avevo avuto questi aiuti dal presidente Berlusconi, che per me Lei non erano tanti soldi, non ho più lavorato nei locali. Gli unici introiti che lei ha avuto in quel periodo sono gli aiuti che le ha dato il presidente Berlusconi. Per quello che riguarda quelle 2 cene a cui aveva partecipato per conto di Lele Mora, con Lele Mora, si sono ripetute in quel periodo altre occasioni di questo tipo, nel periodo in cui lei frequentava la residenza di Arcore? Io avevo poi legato anche delle amicizie con i ragazzi dell'agenzia di Lele Mora. Tra questi Marco Zorzetto, che era il ragazzo... Di cui si aveva parlato prima, che è quello che aveva preso... Sì, Fabrizio Addes, che era un altro ragazzo che era lì dentro l'agenzia, e comunque sì, a volte andavo anche nell'agenzia per dei pranzi, ma questo non le so dire quante volte si è ripetuto, quante volte sono andata a parliamo pranzo. sempre di attività retribuita, cioè non l'occasione di incontro, eccetera, eccetera. Cioè se lei svolgeva anche un'attività... Io ho avuto con Lele Mora come situazioni solamente quella lì delle 2 serate. Poi per il resto ho continuato a volte ad andare anche a pranzo a casa sua. Ok, va bene. Però si trattava di, come dire, inviti, ma non in occasioni lavorative. Sì. Ok. Allora, lei torna dalla questura e va a casa di Michelle. Che cosa accade poi dopo? È successo che non so quanto è durato il periodo poi di convivenza con Michelle, perché poi abbiamo avuto un litigio. Come? Come mai? Praticamente io le avevo detto che c'era stata in casa mentre lei non c'era quello che mi aveva detto lei, che era il suo fidanzato, e comunque che mi aveva fatto degli avance e l'avevamo mandato via di casa. Lei mi ha detto che mi ero inventata delle bugie e che lo facevo solamente per invidia perché io mi ero lasciata, e basta, il battibecco era finito lì. Poi comunque con la Michelle ci sono state diverse situazioni in cui non mi sono trovata bene, anche perché poi lei, non so sempre dare le date, ha avuto comunque un aborto. Mi aveva detto che c'era uno che era il padre di questo bambino che non ne voleva sapere niente. Poi io ho parlato con questa persona per telefono e poi lei mi ha detto che aveva queste persone con le quali lavorava e che non sapeva più come gestirli e se potevo farlo io al suo posto, e avevo capito in quel momento che si trattava che lei lavorava come prostituta.
Senta, ci sono mai stati litigi più violenti mentre lei era Sì, ospite? abbiamo avuto un litigio dopo questa vicenda che io le avevo detto di questo ragazzo che era venuto in casa. Io ero uscita in una discoteca che si chiama The Beach, una cosa del genere, era un locale sempre qua a Milano. Sono tornata ed ero tornata presto perché avevo incontrato un ragazzo Manuel, quello che mi aveva ospitato in Via della Spiga, con cui pure a lui gli avevo fatto una forma di stalking, nel senso che lo cercavo sempre, volevo sempre uscire con lui o vederlo, perché comunque mi ero affezionata anche a lui in quel breve periodo e avevo sempre la speranza, cioè, di poterlo vedere, ma non era neanche un interesse, cioè, mi era piaciuto quando sono stata in casa sua in quei 5 giorni, ho cercato di avere una relazione con lui ma sono sempre stata rifiutata e l'ho incontrato poi in questa discoteca e avevamo avuto una discussione del perché io lo seguivo, perché le andavo dietro e me ne sono tornata a casa e non so dare un orario, comunque ero tornata verso mezzanotte e mezza, l'una. Mi ero messa a dormire fino al punto che mi sono sentita stringere il collo e me l'aveva fatto la Michelle con il collare del suo cane. E poi da lì mi si era scaraventata addosso, mi ha iniziato ad alzare le mani e non ho avuto modo di reagire perché io stavo dormendo. Fatto sta, ho iniziato ad urlare, l'unica cosa che mi ricordo è che era arrivato la polizia e mi avevano preso anche in quella situazione. L'hanno presa e poi che è successo? Mi hanno preso e non ho potuto prendere niente da casa della Michelle, anche il mio cellulare, per dire, perché lei continuava a sostenere che quel telefono era il suo, perché avevamo tutte e due un iPhone. E sono andata e mi hanno portato in un ospedale di cui non ricordo il nome. E sono stata in questo ospedale, mi avevano fatto dei controlli, avevano visto un segno sul collo, ma... Quindi sì, in pronto soccorso con la visita. E dopo l'ospedale dove è andata? Dopo l'ospedale mi sembra che mi avevano presentato un assistente sociale, non ricordo bene questo passaggio pure, perché non so se sono stata prima in due comunità in Corso Garibaldi o avevo conosciuto prima questa assistente che si chiama la Giallongo, anche qua mi confondo. Ma mi sembra che mi avevano presentato questa assistente a cui avevo raccontato determinate cose e poi subito sempre le solite domande del perché di questo litigio, che chi ero, che non ero. Determinate cose rispetto alla sua coinquilina e poi? E poi abbiamo, non ricordo neanche lì il passaggio, poi io in quel periodo poi cercato il signor Lelemore chiedendogli se poteva aiutarmi, ma non so neanche se era successo nell'ospedale o fuori dall'ospedale o prima dell'ospedale questo fatto, perché io avevo cercato Lele dicendogli ho bisogno di un aiuto a livello di sapere se c'era qualche possibilità di trovarmi una collocazione a livello di famiglia. Non so se era successo dopo l'ospedale o in quel momento, però io mi ricordo che nell'ospedale io non avevo il cellulare per chiamare nessuno perché era rimasto da lei. So solamente che poi Lele mi aveva detto che mi avrebbe presentato questo suo avvocato, che tra l'altro era un carissimo amico, persona affidabile, che ci avrebbe consigliato perché neanche lui sapeva tutte le modalità che ci potevano essere per aiutare una ragazza ad essere affidata ad una famiglia oppure per entrare in una comunità che era un minimo più idonea alla mia situazione rispetto alle altre in cui sono stata in passato. Ma quando lei esce dall'ospedale, dove va? A dormire, a vivere? Quando io esco dall'ospedale mi sembra che mi hanno collocato in una comunità in corso... Immediatamente dopo? Quindi esce dall'ospedale, va in una comunità a Milano? Sì, in Corso Garibaldi e mi sembra che era delle suore, se non faccio confusione sempre con... Lei che fa? Ci rimane? Scappa? Non mi sembra che in quella comunità sono scappata, ma nella comunità c'erano delle suore e le ragazze che erano in questa comunità erano tutte ragazze che avevano comunque famiglia, ma erano lì solamente per studiare a Milano e pagavano anche per questi, mi sembra, posti per dormire.
E sono stata lì, ma mi sembra che sono state proprio le suore ad aver avuto qualche problema nel tenermi, sia per i miei orari, sia per il gestirmi che tutto. Poi non avevo un impegno come le altre ragazze né di scuola né di lavoro. E quindi cosa succede? E quindi mi sembra che mi avevano spostato in un'altra, sempre in Corso Garibaldi, non so se è successo pure questo dopo di questa oppure prima, ed era una comunità di fronte a questo ristorante che si chiama Smeraldino ed era in angolo di Corso Garibaldi e davanti a Corso Como. Ed era una comunità dove c'era un prete e c'eravano poche ragazze, sono stata lì pochi giorni, non ricordo esattamente quanti. E poi da lì ho avuto l'incontro, mi sembra, con questo avvocato che mi aveva fatto conoscere Lele, e lì Si chiama? Luca Giulianti, Luca Giulianti. in questo ufficio che era, mi sembra, sempre l'ufficio di questa assistente sociale. E da questo E poi io incontro- faccio veramente confusione di questo incontro passaggio. Cosa è venuto fuori? Da questo incontro è venuto fuori che io pensavo che mi avrebbero fidato a Lele, perché da quello che avevo capito Lele aveva fatto la richiesta per l'affidamento e non so se esattamente Lele o Diana Mora, che sarebbe la figlia. Che lei conosceva? Sì, l'avevo vista alcune volte nell'agenzia. Ok. E Ma non era una sua, come dire, conoscenza, frequentazione? l'ho sempre vista costante? nell'agenzia e ci ho chiacchierato delle volte, aveva sempre un modo di fare da mamma, perché pure lei aveva una bambina, Giulia, Ok. ed era molto materna come... Era molto come- materna, ok. Quindi lei non sa se questa possibile richiesta di affido sarebbe stata fatta da Lele Mora piuttosto che dalla figlia. Pensavo che sarebbe andata bene, nel senso che mi avrebbero affidato finalmente ad una famiglia che mi poteva tenere, invece anche lì avevano deciso per l'opzione della comunità e mi sembra che la scelta è stata tra due comunità, una a Genova e una al lago di Garda. Io non volevo andare a nessuna delle due, non avevo preferenza, poi sono stata Mandata a Genova. a Genova. Adesso qui ci fermiamo un attimo perché volevo un chiarimento. In tutto questo periodo in cui lei ha sempre avuto difficoltà ad avere, come dire, un'ospitalità che non le creasse problemi, ha mai chiesto o avuto ospitalità da Lele Mora? No, Non ha mai vissuto a casa di Lele Mora lei? No. Vabbè. Allora, lei va a Genova, viene messa in comunità a Genova, siamo arrivati Sì. a questo punto. Che cosa succede lì? succede che sono arrivata innanzitutto a Pieve Ligure, dove c'erano delle ragazze con cui dall'inizio non mi sono trovata bene, abbiamo avuto un litigio, poi mi hanno mandata giù nell'altra comunità che si trova a Sant'Ilario, sempre della stessa direttrice, si dice così, no? Sì. E praticamente niente, erano tutte delle situazioni diverse dalla mia, delle ragazze con delle storie diverse dalla mia e con cui non mi sono trovata benissimo, perché pensavo che la mia storia fosse difficile, poi ho sentito di altre storie, di altri racconti, non mi sono trovata bene in quel contesto. E allora? E allora ci sono dovuta rimanere, perché speravo che, a me mi è stato detto che sarei rimasta lì in maniera temporanea, forse l'affido, che poi avrebbero fatto una richiesta di nuovo dell'affidamento, che forse mi avrebbero dato in affidamento alla famiglia Mora. Ok. E in attesa dell'esito di questa cosa rimane in comunità. Sì. E lì in comunità ho iniziato ad avere degli incontri con delle persone che erano sia la Giallongo che i due PM, Sì, sono venuti a sentirla. Forno e San Germano, e poi c'era anche un'altra signora che si chiamava Colanghi. E lei ha reso una serie di dichiarazioni perché è stata sentita Sì. alle teste. Ok.
che noi non abbiamo e che dobbiamo cercare un attimo di ricostruire. Sì, Allora, ricorda prima di tutto quando... posso bere dell'acqua? Certo che può bere l'acqua. Allora, lei è stata sentita, lo sappiamo, svariate volte, ma non sappiamo quante perché appunto non c'è stato nessun consenso all'acquisizione dei suoi verbali. Quindi è stata sentita un po' di volte. Ricorda più o meno quante? Non ricordo quante volte sono stata sentita, non so neanche il perché erano iniziati questi incontri, e so solamente che non sono state le 4 o 5 volte verbalizzate. Cioè che ci sono stati anche delle esami di testi non verbalizzati? Sì, ho trovato tantissimi argomenti trattati che non sono riportati, almeno da quello che ho letto nel sito della Repubblica, di Repubblica o... Allora, i siti dei giornali sono cose un po' diverse dagli atti processuali, ecco. Per cui noi stiamo parlando di verbali in cui lei viene sentita, come si dice, a sommare informazioni testimoniali, ok? E quindi a quelli solo ci riferiamo, tutto quello che esce sui giornali evidentemente è cosa che non interessa il processo. Lei, per capire bene la sua affermazione, vorrei che mi precisasse, lei ricorda di aver detto ai pubblici ministeri, lei li ha letti poi successivamente i verbali che sono stati redatti dai pubblici ministeri che l'hanno sentita? Sì, all'inizio di questo caso sì. Benissimo. Allora, ricorda di aver avuto incontri ulteriori rispetto a quelli che sono riportati nei verbali con i pubblici ministeri? Chi è? Chi è che mi sta boicottando? Allora, ricorda di aver avuto degli incontri ulteriori con i pubblici ministeri, oltre quelli che risultano dai verbali? Sì, E ha rilasciato dichiarazioni che non sono state verbalizzate? innanzitutto ho avuto tantissime ore da quando iniziavano queste... Questa è un'altra cosa, immagino che forse la sintesi del verbale possa non rendere giustizia delle ore. Io stavo dando la mia spiegazione perché innanzitutto quando io li ho ricevuti non sapevo neanche cos'era un assistente sociale né cos'era neanche un PM, Sì, e quindi l'aver ricevuto questi interrogatori duravano per me tante ore. Quando ho avuto modo di poter rileggere questi fogli, forse una cosa normalissima, però non lo so, e in delle ore così tante trovavo dalle 2 alle 5 una pagina e mi sembrava strano per tutto quello che si può dire in così tante ore. era un verbale sintetico quello che lei ha letto sicuramente. Sì, probabilmente. Di queste svariate ore, alcune erano colloqui con gli assistenti sociali ed altri erano esami veri e propri con il pubblico ministero, oppure era tutto esame fatto col pubblico ministero, cioè con la presenza di uno o due di quei signori lì di fronte? La prima volta che sono stata sentita mi sembra che non è stato in comunità ma era stato a Milano. Ok. E non so chi c'era presente, non me lo ricordo. È venuta in tribunale? No. È venuta in un ufficio qui vicino, vicino al tribunale? Sì. Ok. E poi Che ritengo possa essere l'ufficio di polizia di Piazza Umanitaria. Era presente, non si ricorda chi. non mi ricordo. Vai. Poi è stata sentita altre volte presso la comunità di Genova? Sì. Che a volte c'era presente la Giallongo. Sì, che è l'assistente sociale. Sì.
E a volte c'era anche quest'altra signora, la Cinzia Colanchi. Sì, che però non ricevono verbali di sommarie informazioni testimoniali, perché questi sono atti che vengono compiuti o dalla polizia giudiziaria, di iniziativa in qualche caso o su delega, o dal pubblico ministero. Quindi io le sto parlando degli incontri con i pubblici ministeri, che Sì. lei vede, che li conosce. Quindi, ecco. Quindi torniamo a questi. Io volevo sapere, per capire bene la sua affermazione di prima, se rispetto agli incontri avuti con i pubblici ministeri e alla lettura che lei ha fatto successivamente, mi dice, dei verbali, se gli incontri, le domande, le verbalizzate, quindi in cui c'è stato verbale, sono, e soprattutto gli incontri sono più di quelli che risultano dai verbali che lei ha letto. Per quello che sembra a me, sì. Perché comunque mi sembra di averli ricevuti tante volte, a parte che senza sempre offendere nessuno, per me era pesante anche passare delle giornate lì mentre potevo essere a Sant'Ilario a farmi una passeggiata ad andare in... Sapesse come la comprendiamo. Allora, va bene. Io le devo far presente, c'è il suo avvocato, che la prego di fare mente locale e di essere il più precisa possibile su questa cosa, perché una cosa sono le sensazioni che lei ha e una cosa sono i ricordi che per supportare certe affermazioni devono essere precisi. Io non riesco ad essere precisa in questo argomento, per il semplice motivo che quando io ho avuto modo di poterli rileggere, tantissime cose io che avevo detto non le ho trovate. Lei mi dice che sono sintesi, io non so come l'ha detto. Immagino che siano verbali sintetici, che non ci sia Sarà stata una una cosa trascrizione normale. integrale. Sarà una Io cosa vado- normale. Era una cosa così? Il verbale che lei ha visto? Io non li ho visti neanche fisicamente, quindi non lo so. Era una cosa così? Sì, mi sembra di sì. Quindi c'era una trascrizione? Le parti mi possono... Come registrazione fonica c'è solo un verbale. Gli altri Ok, sono verbali. sono sintetici. Gli altri sono verbali che abbiamo Sì, redatti ovviamente, sì, ordinariamente, certo. diciamo. Ok, quindi mi stanno dicendo che uno era così, gli altri sono necessariamente, come prevede peraltro la legge, che sia possibile, in forma sintetica, cioè fatti riassumendo il racconto che lei faceva. Allora, per tornare alla domanda che le ho fatto prima, una cosa sono ricordi precisi, una cosa sono sensazioni. Io ho parlato per 3 ore perché risulta scritto 2 pagine e non 500, ok? Queste sono sensazioni. Mentre invece il ricordo è: io ho detto questo e questo, che non è stato verbalizzato. Allora, su questa cosa io la invito a essere molto precisa, perché se lei dice una cosa del genere fa un'accusa molto grave, per cui il Tribunale sarà costretto poi a, come dire, trasmettere gli atti, e nel caso si verificasse che questa cosa che lei dice non è vera, lei potrebbe essere esposta a serie conseguenze penali. Ok? Quindi io la invito a pensarci e a dirmi con la maggior precisione possibile se lei ricorda che non siano state fatti verbali in occasione di colloqui avuti con i pubblici ministeri, in primo luogo, e se questi verbali siano incompleti perché non contenenti tutta una serie di circostanze da lei riferite. Io l'unica cosa che so è
come dice lei, i ricordi sono una cosa e le sensazioni sono un'altra. Infatti. Dato che ho avuto talmente un periodo movimentato, io posso anche non ricordarmi di determinate cose, però, come le ho detto, rileggendo i verbali posso dire che mancavano determinate cose che oggi sono anche qui per la voglia di rettificare anche determinate cose che avevo raccontato io di bugie, non sapendo quali erano i ruoli di un PM e il ruolo di un... Le bugie sono una cosa, perché sono cose riportate, le omissioni sono altro. Cosa sono le omissioni? Le omissioni sono cose che non sono scritte, io dico ma non vengono scritte. E che riguardano ovviamente, come dire, circostanze di rilievo, non stamattina ho preso il caffè con 3 zolletti di zucchero, ecco. Ok? Quindi, le ripeto, lei ricorda che rispetto a circostanze, al di là di cose che lei ha detto e che intende rettificare, ma le anticipo che siccome il Tribunale non sa quello che lei ha detto, semmai questo formerà oggetto della parte dell'esame che condurranno le parti processuali. Il Tribunale non lo sa quello che lei ha detto, quindi non può entrare nel merito delle precedenti dichiarazioni, perché non le conosce. Quindi semmai risponderà alle domande se le vengono fatte su queste circostanze. Io adesso la invito soltanto a dirmi se lei si sta riferendo a omissioni, a cose che lei ha detto e intende rettificare, ed è un discorso, oppure a cose rilevanti che lei ricorda di aver raccontato che non sono state verbalizzate. No, io l'unica cosa che dico è che non avevo una lucidità, vorrei rettificare determinate bugie che ho detto, è un altro discorso. E determinate cose, quando ho letto i verbali non le ho trovate, non sapevo che si faceva una sintesi, non sapevo che funziona così. Perché le dico in maniera molto chiara che questo è un processo, che le sia molto chiaro, questo è un processo. Noi non stiamo facendo robe di tipo una trasmissione televisiva, non stiamo dando giudizi morali, noi dobbiamo solo verificare se ci sono o non ci sono delle ipotesi di reato a carico delle persone che sono state rinviate a giudizio. So benissimo di essere in un processo. Quindi, voglio dire, le sue non sotto processo, lei è sono in un processo come testimone e in cui mi viene chiesto di raccontare quello che ho vissuto io a livello di verità, di storia e anche di sensazioni, io la racconto per come l'ho vissuta io, poi posso sempre sbagliarmi. Mi stia a sentire. Io posso capire tutti i suoi desideri, come dire, di chiarire le sue vicende personali. Deve tener conto di una cosa, che il Tribunale si muove in un ambito ben preciso, che è quello che è dettato dalle contestazioni. Ok? Allora, l'esame che il Tribunale sta conducendo riguarda le circostanze che possono essere rilevanti nell'ambito di questo processo, non ai fini di una piuttosto che dell'altra parte, ma ai fini della verità processuale che noi dobbiamo accertare, che non necessariamente coincide con quella reale, perché questo non è compito del Tribunale. Ok? Allora, tenendo presente questo paletto, che sono paletti che io do alla sua deposizione, poi se ci saranno domande, contestazioni rispetto a quello che lei ha detto in passato, le parti processuali che conoscono quei verbali le faranno le domande. Il Tribunale non lo sa, quindi l'ambito della sua deposizione, della sua testimonianza davanti al Tribunale è quella che le dà il Tribunale. Ok? E allora, lei, ripeto, non ripercorriamo quello che lei ha detto ai pubblici ministeri per il semplice motivo che noi non lo conosciamo. Stiamo cercando di ricostruire attraverso la sua testimonianza degli elementi che il Tribunale ha ritenuto tanto necessari dover acquisire da disporre d'ufficio la sua citazione. Ok? Andiamo avanti. Lei viene sentita più volte e poi, semmai, questo sarà oggetto delle vostre domande dai pubblici ministeri. Ok? Sia una volta qui, ha detto, che altre volte in comunità.
Fino a quando rimani in questa comunità? Credo fino a metà fine agosto. Metà Perché fine agosto. sono scappata, ma sono anche ritornata, poi sono riscappata. Lei era ancora minorenne? Sì, Ok. Lei è scappata, poi è tornata, poi è scappata. Quando è scappata, dove è andata? La prima volta e la seconda volta? innanzitutto mentre stavo in comunità si poteva benissimo uscire, avevamo Sì, degli sì. orari. So benissimo che la comunità non è una prigione. Io mi sto cercando soltanto di capire. Lei mi ha detto, io sono scappata, poi sono tornata, poi sono Stavo scappata. dando una spiegazione di dove sono andata, Ah. come si è svolto. Ok. Sono uscita e alcune volte, una sera avevo chiesto il permesso di uscire, non ero rientrata in orario. E sono stata in questo locale che si chiama Albicocca, dove ho avuto modo di conoscere un ragazzo che a me piaceva, con cui ho iniziato una frequentazione. E Che è il suo attuale compagno? Sì. Ok. al quale all'inizio le avevo raccontato un sacco di bugie, e anche su quello che era il posto dove vivevo e tutto. Poi piano piano mi sono aperta, ma anche lì i passaggi non mi sono ben chiari, perché in quel momento non ero tanto lucida da potermi ricordare tutti questi passaggi. E alla fine poi ho avuto modo di chiedergli un aiuto per un'ospitalità, e mi aveva trovato tramite un suo socio della discoteca dell'Albicocca questa casa che si trova in una zona che si chiama Rivarolo, ed era un residence che aveva questo suo socio, e mi hanno dato la casa, e all'inizio mi ha aiutato Luca Risso a badare a quelle che erano le spese e tutto quanto. Ok, quindi lei quando si allontana definitivamente dalla comunità va in questo La prima residence? volta che sono scappata dalla comunità sono andata, ed era credo me lo ricordo perché nel periodo di Ferragosto ero andata con degli amici di Milano a Sarzana a passare il periodo di Ferragosto. Ho capito, quindi Quando la poi prima sono- volta sì. era andata con degli amici a fare un po' di vacanze a Sarzana, il periodo di Ferragosto a Sarzana. Poi rientra in comunità, Sì? poi si allontana definitivamente. Quando si allontana definitivamente riesce ad ottenere, grazie all'aiuto del signor Luca Risso, questo residence. Sì, Benissimo. questa casa, un Sì, locale. è una casa, va bene. E viene aiutata all'inizio perché non ha denaro sufficiente, i 30.000 euro erano finiti? Una parte era finita, una parte era rimasta in casa della Michelle tra le tante cose che io non ho potuto prendere nella sera in cui abbiamo litigato, e sono rimasti lì. Ho capito, va bene. Senta, questo locale era gestito, era di proprietà, è gestito di proprietà del signor Luca Risso? Era uno dei soci, Era uno dei soci, insieme a? insieme a questo signore che mi aveva dato a me la casa e a quella che era la sua fidanzata Dell'epoca. Era socio, gestiva altri locali all'epoca il signor Luca Risso? Aveva l'Albicocca ed era socio anche al Fellini, un altro locale sempre Di Genova. Tra i frequentatori dell'Albicocca c'era l'avvocato Luca Giuliante, che le sappia? No, l'avvocato Tra i Luca, clienti? l'avvocato Luca Giuliante, in tutto il periodo in cui ero stata in comunità veniva a volte a trovarmi, anche perché non avevo capito, era all'inizio il mio difensore perché aveva seguito lui la pratica, quella lì per l'affidamento, poi dopo siamo rimasti in buoni rapporti e abbiamo legato amicizia, e veniva a trovarmi, mi portava a volte dei libri, a volte mi aveva comprato delle tute che mi servivano perché non avevo dei vestiti. Ok, quindi questi sono i suoi rapporti diretti con l'avvocato Giuliante, Sì. nel periodo in cui era in comunità. Sì. La mia domanda era un po' diversa. Lei sa se Luca Risso conoscesse, in quanto cliente dei locali, l'avvocato Giuliante? L'avvocato Giuliante è stato all'Albicocca la prima volta con me in una cena, e c'eravamo nella cena io, lui e la sorella Elena Giuliante, che è la sorella dell'avvocato.
Ok. E quindi l'ha portato lei all'Albicocca? Perché prima Luca Risso non lo conosceva. No. Ok. Senta, quando lei poi è uscita dalla comunità, ha preparato per caso materiale pubblicitario per degli spettacoli No. da fare all'Albicocca? No. Oppure nell'altro locale, ovvero? No. Io avevo una relazione con Luca Risso, che allora era fidanzato, e ci vedevamo diverse volte per questa relazione che avevamo di nascosto dalla sua fidanzata. Continui. E praticamente, come l'ho detto, avevo in quel momento solamente a volte l'aiuto di Luca Giuliante quando ero in comunità, poi dopo mi ha iniziato ad aiutare Luca Risso, che comunque andavo nel locale suo da cliente a volte a mangiare, e andavo anche lì a ballare, solamente per stargli vicino, dato che non potevamo farci vedere insieme. Con la ragazza. Okay. E basta. Senta, faccio un attimo un passo in avanti, poi torniamo. Lei sa che è stata effettuata una perquisizione? Sì. E che è stato trovato anche un computer con del materiale che è stato prodotto in atti, ci sono delle fotografie che la ritraggono e per questa cosa poi c'è stato un procedimento a carico del suo compagno Sì. a Genova. Ecco. Quelle fotografie che cosa sono? Quelle fotografie sono che io frequentavo l'Albicocca, poi la Serena, probabilmente l'allora fidanzata di Luca Risso, ha iniziato ad insospettirsi di qualche nostro rapporto, e poi ho iniziato a frequentare il Fellini per mangiare, per ballare, per divertirmi, per stare vicino a Luca Risso. E subito dopo, una serata, c'è stata la Serena Facchineri nel locale al Fellini. Lei lavorava invece sempre all'Albicocca di solito. Era arrivata lì, e quando è arrivata lei io ho iniziato, comunque ero innamorata di Luca, e quando è arrivata lei aveva tutta la considerazione per lei, e questa cosa mi ha fatto ingelosire, e avevo scoperto di essere comunque innamorata di lui. E alla fine sono salita io sul palco cercando di avere una sua reazione da gelosia o di qualcos'altro, almeno da dimostrarmi un minimo di interesse, dato che quando è arrivata lei poi a me non mi ha considerato per tutto il tempo. Sono salita sul palco, mi ero tolta il vestito che avevo addosso e sono rimasta in biancheria intima, come quando lavoravo facendo la cubista, e ho fatto un balletto e basta. E su questo palco c'erano anche uomini, ragazzi? Sì. Con la museruola? Sì. Ok. Era mi sembra un'agenzia che aveva preso Luca da Milano, dato che io conoscevo anche un ragazzo che lavorava in quell'agenzia, perché l'avevo conosciuto quando stavo a Milano, quando lavoravo con Domenico Rizza, e lei fa la vocalista in alcuni locali di Milano. Sapevo che era un'agenzia che lui aveva preso per fare animazione lì. Lui non voleva mai che io ballassi nel locale in quel modo. Avevo sempre dei modi provocanti quando ballavo, ma per il semplice motivo che mi era sempre piaciuta la danza del ventre e i miei balli erano spesso sensuali. Ed ero salita sul palco per avere una sua reazione. Ho capito, quindi per causare una reazione di Luca Risso. Quindi quello non era uno spettacolo, quelle fotografie sono state fatte in quell'occasione, quindi? Con le fotografie di solito nel locale di Luca c'è un fotografo che fa le foto alle persone che ci sono nella serata, okay, per poi metterle sul sito del locale, che poi le persone se li taggano sui loro profili o se li prendono da internet. Ho capito. E credo di essere stata fotografata da questo fotografo. Ok, va bene. Sì, certo. Allora, vogliamo fare una pausa pranzo? Dopo riprende lei, signor Presidente. Dopo riprende lei, signor Certo, Presidente. continuo io. Perfetto.